Buongiorno telespettatori della piattaforma di Veneto Globe. È un po' che non parliamo di Venezia e in questo periodo, in occasione del Carnevale, ho pensato che era piacevole provare a fare un excursus storico da dove nasce il Carnevale. Il Carnevale di Venezia è uno dei più importanti al mondo, anche se non è il più maestoso, ma sicuramente è uno dei più suggestivi. Dove nasce? Nasce per la prima volta, si sente la parola Carnevale a Venezia nel 1094 sotto il doge Vitale Falier. In un documento si dice che i divertimenti pubblici possono procedere dopo la Quaresima, però in realtà per la prima volta in un documento ufficiale appare la parola Carnevale nel 1296, quando il Senato della Serenissima Repubblica dichiarò festivo l'ultimo giorno della Quaresima e quindi da lì partivano tutte le feste di Carnevale. In realtà l'origine del Carnevale risale ancora a tempo prima. Se noi guardiamo anche i riti romani, i culti dionisiaci, c'era un motto che diceva semel in anno licet insanire, cioè una volta all'anno è lecito non avere freni. Quindi durante le feste del Carnevale a Venezia, in riva degli Schiavoni, nelle piazze, era festa piena, ossia c'erano saltimbanchi, c'erano giocolieri, c'erano balli e tutte le persone per una volta potevano mascherarsi e la maschera permetteva di appianare anche quelle che erano le diversità delle classi sociali, perché praticamente una volta mascherati donne, uomini, ricchi, poveri, erano tutti uguali, erano tutti mascherati che giravano per le calli e per i campi di Venezia. È una cosa che è rimasta nel tempo, è il legame che ha Venezia con l'Oriente. E questo filo rosso che lega Venezia e quindi tutta la via della seta con Marco Polo è presente in tutti i carnevali dal primo, da quello del 1094 fino a quello dei giorni nostri. Questa via che lega Marco Polo alle corti del Kublai Khan e quindi la presenza di questi personaggi e si rivedono nei carnevali veneziani. Ci sono nella storia dei carnevali più importanti, si ricorda quello del 1571 che ricorda la battaglia di Lepanto, oppure quello del 1664 c'erano delle nozze fastosissime in casa Cornaro, quindi per molti giorni si facevano dei balli mascherati a cui tutti i veneziani potevano accorrere. Però il carnevale per eccellenza è il carnevale del Settecento, è il carnevale di Casanova, il carnevale del Tiepolo, il carnevale delle grandi feste, dei grandi fasti e anche ricordato in molte commedie e in molte poesie di Carlo Goldoni. In una sua poesia dedicata al carnevale Goldoni dice: «Qui la moglie e là il marito, ognuno va dove gli par. Ognuno corre a qualche invito, chi a giocare e chi a ballar», proprio perché durante il carnevale questo mascherarsi permetteva di togliere i freni inibitori ed era permesso tutto. Una volta all'anno era lecita qualsiasi cosa. Ci sarà poi il carnevale del 1800, il carnevale romantico, quello di Wagner, di Byron, di George Sand, ma della principessa Sissi, quindi con i grandi balli maestosi, con i grandi abiti. Per un periodo poi il carnevale nel Novecento venne un po' lasciato andare, rimase tradizione nelle isole, a Murano, Burano e Torcello, il carnevale era ancora presente. Sarà ripreso nella tradizione veneziana verso la metà del Novecento, soprattutto il grande ritorno al carnevale a Venezia fu nel 1982. Da lì in avanti ogni anno a Venezia viene fatto un programma di carnevale molto molto bello e in quasi tutte le ricorrenze di ogni anno c'è comunque questo legame forte che lega Venezia all'Oriente. Ogni anno troviamo questo legame di Venezia con l'Oriente. Quello che stiamo vedendo è
il volo della Colombina. Il volo della Colombina viene fatto ogni anno. In realtà la prima volta fu fatto nel 500, non è che fu fatto nel 500, ci fu un giovane acrobata turco che tirò una fune dal campanile alle procuratie e per rendere omaggio al doge camminò sopra questa fune. Fu fatto negli anni e nel 1759 ebbe un esito tragico, l'acrobata cadde sulla folla e da lì fu poi abolito. È stato ripreso in questi ultimi anni con il volo della Colombina, con tutte le dovute norme di sicurezza. Di solito la Colombina o è una donna famosa oppure una delle Marie che viene elette come la Miss veneziana, e comunque all'apertura del Carnevale la Colombina vola sopra la folla di quelli che sono accorsi a vedere le meraviglie di Venezia. Le maschere e Venezia hanno un legame molto grande. Era solito dirsi buongiorno signora maschera, perché il mascheramento a Venezia non avveniva solo durante il periodo del Carnevale, ma poteva avvenire anche in altri periodi. Nasce nel 1400 anche la professione dei maschereri e il doge Foscari crea loro uno statuto per dare loro una dignità come professionisti, e comunque attualmente, se noi andiamo a Venezia, le botteghe delle maschere sono frequentissime. Ci sono delle maschere che erano ammesse dalla Serenissima Repubblica e prima tra tutte era la bautta. La bautta è quella che vedete alla mia schiena, è un mantello nero, e un tricorno nero in testa e una maschera bianca che si chiamava fantasma. Questo mascheramento faceva sì che nessuno fosse riconosciuto. Sotto questa maschera c'era il completo anonimato. Alle donne era concessa o la bautta con il fantasma, cioè questa maschera bianca, oppure un altro tipo di maschera che si chiama moretta, che è una maschera a cerchio sul viso, che aveva una caratteristica, cioè al suo interno aveva un bottoncino, per cui le donne che indossavano questa maschera erano silenziose, non parlavano. Queste sono le due maschere che permettevano l'anonimato all'uomo e alla donna, la bautta e la moretta. Il tabarro, che è questo mantello che noi vediamo nella maschera della bautta, ha una caratteristica, cioè una prima mantellina che copre le spalle e poi un mantello lungo fino ai piedi. Il tabarro è un mantello che nella tradizione veneziana sarà poi anche rivisitato, perché non è solo nero, anche se nella tradizione è nero, si può anche avere di vari colori, e soprattutto viene poi anche ripreso dai cadetti dell'Accademia in colore blu, e bisogna dire che esiste una confraternita del tabarro che difende la tradizione di questo mantello, e che questo mantello ha un diametro davvero molto grande, perché deve avere tutta una serie di cannoni di caduta, per cui ci vuole un sacco davvero di tessuto per farlo, e ci vuole anche del tessuto molto particolare, della lana leggera che cada in un determinato modo. Per cui questi sono elementi tipici della tradizione veneziana. Quando noi pensiamo poi alle maschere, magari ci viene in mente Arlecchino e Colombina, le maschere della commedia dell'arte, però in realtà la maschera tradizionale di Venezia è Pantalone. Pantalone è una maschera molto antica, risale al 1600, ed è questo personaggio con la calzamaglia rossa, e Pantalone deriva da Pianta i Leoni. Pianta i Leoni erano, quando i veneziani conquistavano un nuovo territorio, se ci viene in mente, magari se siamo andati in Istria, in Croazia, quando si facevano proprio un territorio, la prima cosa che apponevano era un leone, il leone di San Marco, per cui Pianta i Leoni era proprio questo modo di dire, il veneziano che conquistava il mondo e piantava il leone.
Secondo un'altra tradizione, Pantalone può anche derivare da una delle chiese più antiche di Venezia, che è la chiesa di San Pantaleone. Nella commedia dell'arte la figura di Pantalone è questo gentiluomo dotto, ricco ma molto avaro. E è ricco e dotto, però è anche molto sciocco perché si fa sfruttare facilmente. E nella tradizione veneta si dice proprio paga Pantaleon, è un modo di dire che noi abbiamo. Queste sono praticamente le figure tipiche della commedia veneziana. Nella puntata che faremo prossimamente parleremo dei dolci di Venezia e in una prossima ulteriore puntata parleremo delle spezie che Marco Polo ha portato nella Via della Seta. Vi ringrazio e vi saluto e buona giornata.